Scatman's World. Comendone veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, prima gara in Qatar, 12° posto in qualifica, ho buttato via la pole veramente con 2 giri che ho sbagliato le ultime 2 curve, avevo 6 decimi di vantaggio nei primi 2 settori e poi nel terzo settore ho fatto il cappellone. Però vabbè, speriamo bene per la gara ragazzi, registro da questo momento, non dall'inizio come al solito, perché pensavo di aver registrato nella sala principale dove ci sono le email e twitterone, e invece non ho registrato ragazzi, quindi sempre i vaneggi comendiani continuano. Vabbè, qua andiamo, tempo sereno chiaramente, vai, speriamo in una bella inizio di stagione e magari una gara fino al termine del Qatar, prima tappa del mondiale, fondamentale la prima, voglio cominciare bene stavolta, dai cazzo. Dai ragazzi, dai ragazzi. Occhio. Ho perso addirittura una posizione dopo le prime curve, mamma mia, non mi piacciono questi inizi da pensionato. Vai Comendone subito in ripresa, cazzo, dai Comendone. Bravo Comendone, dai. Dai che non devono scappare i primi che Qatar, una gara che vado bene, però insomma non benissimo. Sono arrivato quarto l'altro anno, ma non mi sento proprio tanto convinto. Certo, sento la moto che la sento come più lenta, non capisco, forse sono la mia pressione, forse il caldo, forse sono solo io rincoglionito, la sento un po' più lenta, dai. Vaffanculo, Dio Christiansen. Non sopporto fare gli errori così, Dio santo. Dai, dai. Guarda sto stronzo. Nono posto ragazzi, non siamo messi bene, Se vogliamo vincere sicuramente non è questo il modo, Dai ragazzi. Bravo Comendone, molto bene. Dai fioi, nono posto, ma siamo messi malissimo, siamo indietro da, vediamo chi, Bautista ragazzi, se ci sta dando via merda Bautista ragazzi, cioè, per cortesia, svegliamoci che qua l'inizio di mondiale mi fa tanto da cagare. Dai Comendone che c'è l'autista da superare. Dai, non rompere i coglioni, che non è giornata oggi. Vai Comendone. Portala a casa come. Pensavo di stravincere o fare merdone, invece dopo 2 curve ho capito che la moto gira da schifo, il Comendone anche. Allora, riesco a avvicinarmi a Bautista, ragazzi. Che succede? Comenda ritorna in modalità pilota e non in modalità cioccolataio obeso, dai. Niente da fare. Sono così, sono discontinuo a sto gioco, a volte guido bene, a volte guido male. È così ragazzi, mi dispiace. Sarà dura vincere il mondiale se guidiamo così, cioè una volta bene, una volta male. È vero che c'è più suspense, però cioè, sono caduti i coglioni di sta suspense. Mamma mia che Comendone impallato ragazzi. Vabbè, si vede che durante l'anno, durante la pausa ho mangiato troppa cioccolata e sono più pesante, la moto non va avanti, non capisco, cioè, non sto guidando benissimo, ma neanche da essere ottavo, però. Attenzione, problemi tecnici per Pitt. Problemi tecnici per Brad Pitt. 7° posto, un po' di culo. Ma vaffanculo, bene, iniziamo bene il mondiale. Va a cagare, va chi canca, dito a morti. Ragazzi, cosa avevo detto che sentivo la moto non come al solito. Ritiro e vai, mamma mia, si comincia alla grande questo mondiale.
Ritiro la prima gara, molto bene, molto bene. Ora, sciopero da Twitter, scusate ragazzi, ma cominciare così il mondiale, la prima gara che potevo far bene, se vado a Austin probabilmente faccio 0 punti in 2 gare. Che schifo, ma con una sfiga, figlio, che è una roba grande. Niente, devo continuare a giocare, cioè non posso, io pensavo la prima vittoria del mondiale, che poi voglio andare in Ducati per vincere quella moto italiana, di riposarmi un attimo, magari qualche giorno da MotoGP. No, invece devo giocare 1000 volte finché non vinco sto cazzo di primo mondiale, vabbè. Andiamo ad Austin con la speranza di fare almeno un 52esimo posto. Diluvio ad Austin, cioè non ho parole. Chiaramente ultimo tempo in qualifica, sappiamo insomma che Austin sono una merda. È un inizio spaventosamente orribile, cioè rischio di fare 0 punti in 2 gare, mai successo nella storia del Comendone. Calma, tranquillità e cerchiamo ragazzi anche degli Stati Uniti. Dopo un inizio disastroso con un ritiro in Qatar per problemi tecnici, andiamo su una gara sfavorevole, però piove, quella pioggia forse una volta gareggiato ha fatto i migliori risultati in America, quindi questa è la gara di casa anche di Torio, quella super di casa, attenzione, mamma mia che inizio, incidente per qualcuno, per Lunghi, che magari con la pioggia viene fuori la prestazione. Qui di solito dove vado bene, con la pioggia faccio cagare, dove vado male, vado bene con la pioggia, un casino. Però che sfiga in Qatar ragazzi, mamma mia, una sfiga come indiana di proporzioni obese, incredibili, però la moto sentivo già subito che non andava bene. Dopo delle grandi qualifiche, eccola qua. Che bello. Mamma mia che inizio ragazzi. Mamma mia che inizio, mamma mia, lascialo veramente guidare come un pazzo. Incredibile sto inizio di mondiale. Veramente con il cuore e con il culo devo rimontare ragazzi, dai. Per fortuna la moto è ancora verde. Dai cazzo, che la moto comunque è veloce. Dio, niente da fare ragazzi, niente da fare. A Austin non va mai. Inizio di mondiale disastroso ragazzi, mi dispiace tanto ragazzi, ma non è colpa mia. Austin lo sapevamo, ma è il Qatar il problema. La moto è già arancione, dai, è finita anche questa. Che schifo, mamma mia che schifo. Vai che la moto è rossa, evviva. Ma che due coglioni, ma che due maroni ragazzi. Sono un po' triste ragazzi, perché sinceramente cominciare così un mondiale che pensavo di essere stato straprotagonista, cioè, le prime gare sono incredibili. Però il Qatar veramente, il Qatar è l'unica che vado bene. Bravo Comendone, dai, con un po' di cuore cazzo, e tanta fortuna di non colpire per nessuna moto. Dai che c'è scarico di merda. Perché qualche punto è meglio di 0 per il morale almeno. Dai Comendone, dai, sono degli sfortunati però in sta gara, cioè porca miseria, mi sono venuti addosso. Poi vabbè, io dalla rabbia sono andato fuori. Comunque siamo 12esimi adesso, dai. Dai che magari guidando così in maniera disinteressata portiamo a casa punti, dai. Bella, dai, staccatona pesante. Mamma mia cosa ho rischiato, Maledetto Aperol Spritz. Edwards incidente intanto. Ah Dio mio. Basta un altro tamponamento ed è finita, Occhio. Dai Comendone, dai, madonna, dai. Madonna che rabbia, scusate ragazzi, è una rabbia incredibile perché troppa sfiga in questo inizio. Cerchiamo di portare a casa almeno il 10° posto, dai. Mamma mia, oh.
merda, raga. Qua silenzio stampa comendiano, silenzio stampa comendiano. Ma mi cacciano via pelati in culo dalla Yamaha, Ho fatto anche un bel giro secondo lui. Non lo so, non capisco sinceramente. Giro record di veneziano, incredibile. In realtà non stiamo andando malissimo sulla pioggia, che ho fatto le 2 cadute schifose. Final lap comunque, dai, non dobbiamo tamponare nessuno, per cortesia. Devo stare un attimo in silenzio perché devo prendere punti assolutamente in sta gara. Con un po' di moto, Dio santo. Dai, ciao De Pugnetta, no, non lungo, ti prego, non lungo. Oh. Niente da fare. È già un miracolo essere noni, comunque, Austin. Niente, ragazzi, a Jerez vinco sicuro, non mi interessa. Adesso vado pianissimo perché devo prendere punti. No. Anche a 2 all'ora riesco a sbagliare. Inizio di merda, va capito. Dai, come ne portiamo a cara sto nono posto, vaffanculo. Dai, comandone, dai. E con 2 cadute arrivare nono è un miracolo, fioi. Aspetta che è una moto forte, quello è il discorso, se con una moto così anche con 1000 cadute devo arrivare tra i primi 3-4. Vai. Ragazzi, nono posto con la moto rossa, è già veramente qualcosa. Buono, va bene così, dai. Va bene, ragazzi, allora, email. Sono proprio il morale sotto il culo comunque, Mamma mia. Gran calma. Calma ragazzi, non è ancora finito niente, siamo alla seconda gara. Chiaro che la delusione è tanta. La Fogger penso solo alla prossima gara commenda. De Pugnetta oggi lotta fino all'ultimo contro Veneziano. Reno Gattuso, Jerez andrà meglio, no, deve andare meglio. Vai, senza cazzeggiare Jerez. Concentration please. Concentration, Gran Premio, we win this, spara. Dai ragazzi. Allora, l'obiettivo sarà 20° posto probabilmente. 5° posto. Vabbè, devo vincere qua, dai, basta con sta depressione comendiana. Andiamo, no, cazzo so di fare, madonna, Twitter. Allora, Simonic, forza commenda non mollare. Tizioso, la passione degli spagnoli rende Jerez appuntamento emozionante. Nicolino Heidi, ho appena finito di guardarmi l'ultima gara, non me ne frega un cazzo, io voglio vincere. Ragazzi, con il 15° posto in griglia mi sto incazzando. Ho beccato dopo la giornata che non mi riesce un cazzo. Cioè, proprio quando il commento non è in forma su MotoGP, non è in forma. Dio santo, se devo fare una rimonta incredibile non posso permettermi di arrivare dietro al 3° posto. Tra i primi 3 come risultato proprio. Dai ragazzi, sempre in Spagna, porca puttana, sono incazzato come una bestia, Dio santo. Dai, ho beccato una giornata dove il commendone non riesce a fare un cazzo su MotoGP. Però d'altronde non è che posso salvare in mezzo, robe così, cioè devo continuare, quindi devo tamponare i danni, devo limitare i danni con questo Gran Premio qua, altrimenti il mondiale è già andato, Dai commendone, dai. Tamponiamo. Attenzione davanti, Bagarda, sfruttiamola. Devo indovinare un paio di curve, dai. Le prime gare del mondiale non sono per niente favorevoli al commendone, La moto è già arancione. Ma cosa cazzo fate per avere la moto arancione? Madonna. Calma che sennò veramente bestemmio in serbo olandese. 11° posto ragazzi, dai. Minimo il podio.
primo al podio, ragazzi. Comunque le prime gare sono sfavorevolissime. Io vado bene a metà mondiale alla fine. Bravo Commendone, però sempre un disciplinino, dai. Tagliamo anche le cure, chi se ne frega. Non dobbiamo avere pietà di nessuno. Se no ci licenziano qua. Bravo, dai, nono posto, dai, non per i coglioni, Annone che sei un cazzone, dai. Niente, vabbè, oggi per carità, ripeto, le prime gare non sono mai favorevoli per me, però sto guidando proprio male, cazzo, proprio non ci sono, pazienza. Tira fuori un giro da sogno, dai. Dai, mignottone. Il Commendone è un mignottone, ragazzi. Che inizio di campionato da pensionato. Dai che c'è Escargot da superare, dai. Cazzo, una lumaca abbiamo davanti, dai. Per cortesia. Recuperare altre posizioni assolutamente. Mamma mia che rischio, della pole Comendiano. Bravo, dai. Non è che c'è anche Escargot da superare. Esca all'esterno, come abbiamo superato Esca all'esterno, finalmente si rivede un Commendo un po' più aggressivo, però siamo sempre ottavi, mamma mia. Giro record di Marchetto Marquez. Ragazzi, quando arrivano le mie gare sono cazzi con sta moto, Quindi ragazzi, un giorno di supporto, non critiche, vi prego, fioi. Attenzione, addirittura a nono posto, mamma. Ragazzi, non so cosa dire. Allora, Twitter. Le sfortunate passano, l'autista, visto che sportivate con Veneziano, probabilmente lascio controllo, ma stai zitto, coglione. Escargot, ragazzi, è un tempo che non correva una gara così. Risultato deludente. Vediamo la classifica anche se mi fa un po' paura. 11° posto a 14 punti. Vabbè ragazzi, allora ragioniamo un attimo. Allora, calendario, adesso c'è Le Mans, Mugello, Catalogna. Le Mans, vabbè, possiamo fare un bel pezzamento, poi Mugello e Catalogna, Assen, Sachsenring, possiamo fare vittorie. Laguna Secca così, Indianapolis, Brno, bene, possiamo recuperare ragazzi, vi prego non critiche, so che con questa moto dopo il bel finale della scorsa stagione dovevo cominciare alla grande, ma purtroppo ragazzi le prime gare del mondiale per me sono sempre una chimera, a parte l'Osel che di solito vado meglio, ma stavolta è una merda. Ragazzi, supporto Comendiano che dalle prossime gare c'è la grande rimonta e andiamo a vincere il mondiale, questa è una promessa. Raga, un saluto al Commendone veneziano. Ciao, anzi scusate, PS, c'è una cosa da dire. Non preoccupatevi se sto caricando tantissimo, però mi sono portato avanti che in un giorno sono riuscito a registrare 7-8 video, quindi anche se ci sono tante serie non preoccupatevi, cioè, non è che vado a, come si dice, a registrare meno Pro Cycle, a registrare meno MotoGP o meno, cioè tutto sempre alla stessa maniera, solo che mi sono portato avanti tanto in un giorno e quindi adesso posso tra virgolette vivere un po' di rendita e caricare tanto perché ho registrato tanto in un giorno. Ok raga, un saluto dal Commendone veneziano, vai di supporto Comendiano. Ciao! Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano.